Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Buonasera, a voi la linea. E buonasera a te Natalia, siete sempre collegati con Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom, avete appena sentito uno dei pezzi più iconici del nostro Frank Zappa, Peaches in Regalia, dall'album Hot Rats del 1970. E oggi di cosa parliamo? Ma prima le presentazioni. Io sono Lorenzo Viviani, mentre dall'altra parte dell'etere, nella lontano Milano, nei sobborghi di Milano, non penso che sei in sede, quindi sarai collegato nei sobborghi di Milano, dall'altra parte, nella nebbia, c'è lui, il lato oscuro della radio, la forza oscura di Radio Libertà. Lui non è lui, il mitico, l'ineguagliabile, l'incorreggibile come Lupin, ti ricordi? Incorreggibile Lupin. Sì, io ho le basette come lui. Sì, ho le Antonino basette Danna. come lui. Grazie. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo ci hai è messo magiche in più, ci hai messo. Magiche. No, sono tre. Sono sempre tre. Magiche. Vai. Questo è Chilometro Zoom, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1103 di oggi, venerdì 19 dicembre dell'anno del Signore 2025. Cominciava la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, seconda.net, fesso chi non lo legge. Perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Mi raccomando, radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, 029294 7 telefonate quando lo diremo noi. E buon lavoro e ben trovata alla nostra Natalia, ovviamente. Allora, intanto buonasera. Dica tutto. È stata una settimana abbastanza adrenalinica, diciamo che la storia politica, sì. La storia politica italiana ha visto un altro evento, quale appunto l'assoluzione in Cassazione di Matteo Salvini. Abbiamo fatto una bella diretta. Ti ho sentito. Grazie, questa è la bellezza della radio. E ti dico la verità, io che l'ho vissuti quei momenti, diciamo, del governo giallo-verde, insomma, dai, una bella soddisfazione per dopo tanti anni. Però, prendendo le parole di Zennaro, pensa a quanto tempo è passato. Mi sembra un secolo fa e parlavamo sempre di qualcosa
che è avvenuto ormai 2018-2019, quindi 6 anni fa come minimo. Ora non vorrei dirti una stupidaggine, quasi perché hai fatto il conto, quasi 7, quindi figurati. 7 anni in cui la persona comunque l'è tenuta inchiodata con questa spada di Damocle sulla testa, insomma, con questo pensiero, indipendentemente adesso, devo dire la verità, che uno avesse la colpa, non la colpa, o si trattasse di Matteo Salvini, no, però 6 anni in cui magari una persona, soprattutto quando si sente innocente, è sotto la lente di ingrandimento, e sempre con questo, diciamo, patema d'animo. 6 Natali che ti passi col patema d'animo, 6 Capodanni, 6 compleanni, 7 anni che ti passi così. Vabbè, che ti devo dire? Meno male che è finita bene, anche perché io quel periodo storico l'ho vissuto in prima persona e ho partecipato, ho votato quel governo, quindi insomma ero anch'io responsabile di quello che avveniva, cosa che invece mi sembra che i grandi responsabili, la cosa più drammatica di tutta questa faccenda, Antonino, che c'era un governo, c'era dei partiti che lo sostenevano, e c'è stato il fuggi generale sulle responsabilità, e questa è la cosa più deplorevole, perché guarda, puoi sbagliare nella vita, ma sbaglia e prenditi puoi anche dire avevo sbagliato, avevo fatto, non che scappi, non sapevo cosa stava succedendo, solo perché l'opportunità politica di quel momento era quella di impallinare quello che prima consideravi un amico, adesso consideravi un avversario politico. Questo è una cosa vomitevole dal punto di vista umano, fammi dire, lo dico, mi assumo la responsabilità di quello, vomitevole dal punto di vista umano, perché guarda, c'è il limite a tutto. Poi c'è una cosa che ti consideri un uomo, un essere umano, donna, uomo che sei, o no. E qua per me c'è stato proprio una viltà, si può dire viltà, ho sbagliato termine, una viltà. Una viltà, c'è stato proprio insomma, non comportarsi bene, guarda, una cosa che mi ha fatto effetto vivendola in quei giorni, soprattutto vedendo come era cambiata la politica, no? E come un premier che prima sosteneva alcune cose di colpo, indipendentemente, guarda, a me, io non metto se era un'idea buona o sbagliata prima o se è diventato furbo dopo, ma cambiare così di botto, mentre prima facevi dei discorsi che rasentavano quasi, diciamo, andavano quasi oltre Matteo Salvini, no? Il premier di quel momento, Conte, faceva dei discorsi che ricalcavano quello che portava avanti Matteo, e a volte lo superavano, perché mi ricordo i discorsi che faceva alla Camera dei Deputati, e poi vederti lo stesso uomo con un'altra compagine di governo che diceva una cosa completamente contraria. Non so cosa dirti, indipendentemente da tutto, indipendentemente dal giudizio politico, indipendente da uno come la pensa, però questa cosa non mi è mai piaciuta. Indipendentemente che tu vedi l'immigrazione da un lato all'altro, però vedere una persona che cambia così facilmente, ma tu mi direi ormai siamo abituati a tutto, ormai passa tutto, ormai siamo abituati a ingoiare tonnellate di merda nella vita, quindi noi siamo abituati a quello che ti dice una cosa poi te ne dice un'altra, quindi ormai siamo finiti così. Però, cavolo, un minimo di eleganza, un minimo di guardarsi allo specchio, un minimo di nobiltà di animo, non nobiltà nobiltà d'animo, essere dei signori, ogni tanto, ma possiamo ogni tanto avere rinunciare a qualcosa, diciamo, e guardarci allo specchio. Non lo so. Questo è il mio pensiero, sono le 17:41 minuti. Oggi però non parliamo di questo, perché ne hai parlato tutta la settimana, parliamo di agricoltura, perché in quel di Bruxelles, anche se i grandi giornali magari non ne parlano, però sta succedendo qualcosina, no? Protesti degli agricoltori, vedo cambiano, sono tornati famosi, che erano famosi nel periodo delle quote latte, spargi merda, che vanno in giro per le strade francesi, quindi insomma c'è qualcosa che bolle in pentola. Fra parentesi, anche dei mezzi successi a livello europeo, dei mezzi insuccessi, se vogliamo vederli dal punto di vista del bicchiere mezzo vuoto, però insomma qualcosa sta succedendo, e quindi abbiamo intervistato il presidente di Federagri Pesca, perdonami, che insomma ci ha dato delle belle novità e ha dato il suo pensiero anche su come vede in questo momento l'andazzo della Commissione europea. E infatti noi ne abbiamo parlato con Raffaele Drei, presidente di Fedagri Pesca Cooperative, che oggi pomeriggio insomma ci ha detto un po' come siamo messi, soprattutto per quanto riguarda la questione Mercosur. E la questione è una Commissione europea che sembra imperterrita nel procedere con il togliere 90 miliardi di fondi ai nostri agricoltori, e anche se per adesso è il rischio di dover combattere ad armi impari contro il Mercosur, che naturalmente non rispetta le regole e le prescrizioni puntigliose dell'Unione Europea in tema di sicurezza alimentare
e di qualità del cibo, ecco, anche se questo problema si è allontanato, ne restano altri all'orizzonte. E allora Natalia, vai pure, insomma, state un po' a sentire che cosa ci siamo detti. Allora, il nostro gradito ospite di questa sera è il presidente di Fedagripesca Confcooperative, Raffaele Drei, e lo voglio ringraziare insieme con il nostro Lorenzo per la sua disponibilità. Buonasera Presidente, ben trovato. Buonasera. Buonasera Presidente. Allora, io qui una sua dichiarazione sul rinvio dell'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur, della nostra infaticabile Alina Fiordellisi. Allora, plauso al nostro governo, ma la Commissione UE non cambia la propria rotta incomprensibile sull'agricoltura. Che cos'è? Diciamo che ce la stiamo cavando con un occhio nero, Presidente? Più o meno, nel senso che è veramente incomprensibile come l'Unione Europea stia, la von der Leyen, o meglio, chiariamo, ecco, un passo indietro, parliamo della Commissione, non tanto dell'intera Unione Europea, in modo particolare del Parlamento Europeo, che ancora si dovrà esprimere, però è chiaro che c'è una forte pressione da parte della Commissione Europea ad aprirsi a rapporti commerciali sempre più liberi. E questo da un punto di vista concettuale a noi sta bene, perché siamo comunque aziende aperte al mondo, siamo aziende che esportano, e quindi per carità siamo assolutamente favorevoli ad aperture di nuovi mercati e a uno scambio che possa essere libero, ma con regole che possono essere in qualche modo, non diciamo uguali, che non lo saranno mai, ma un po' più equivalenti di quanto non lo siano in questo momento. Inoltre, in questo momento, visto il trattamento che l'Unione Europea, o meglio la Commissione, sta riservando al settore agricolo, secondo me avere dilazionato un po' la firma di questo trattato con il Mercosur, è chiaro che dà qualche spazio in più di trattativa rispetto a queste fughe che l'Unione Europea sta facendo, senza tenere in considerazione le condizioni in cui sta mettendo l'agricoltura, che sono condizioni post 2027 di pesanti tagli ai sostegni che l'Unione Europea e alla politica agricola che l'Unione Europea ha sempre fatto. Quindi a questo punto mi viene da dire che frenare sia, se non altro, un gesto di grande prudenza. Lorenzo. Assolutamente d'accordo Presidente, anzi perché comunque sul Mercosur diciamo è un dibattito che è aperto ormai da anni e anni, e sinceramente abbiamo anche molte volte proprio approfondito l'argomento, e sicuramente magari saranno dei guadagni su altre parti industriali del nostro paese, o comunque sulle esportazioni dei macchinari, di alcune cose che comunque sia potrebbero avere, però c'è di mezzo uno scotto sia sulla salute pubblica con l'importazione di prodotti di scarsa qualità e dubbia freschezza, ma anche e soprattutto una concorrenza sleale. Ma le faccio una domanda, Presidente, un po' filosofica, ma potremmo un po', perché leggevo anche varie dichiarazioni di esponenti politici da una parte e dall'altra, ma riusciremo a uscire da questo dualismo fra ambiente e mondo agricolo? Cioè, alla fine noi parliamo dell'agricoltura che voi, come poi pescatori per noi in mare, vivete tutto il tempo all'aria aperta, vivete nei campi, vivete in un mondo rurale che per tanti è anche un mondo lontano, no? Abituati alla cittadina, alle grandi metropoli magari del nostro paese, ma quindi non si può ripartire con un ambientalismo pragmatico? Perché deve esserci sempre questo dualismo che ormai mi sembra passato anche di moda? Un po' più pragmatismo, ecco, secondo me è possibile trovare anche un po' il bando alla matassa e per portare questa politica a livello europeo, perché ci serve tanto anche un po' il pensiero agricolo, che è quello su cui si basa il nostro territorio nazionale, no? Il paesaggio rurale, che è anche un paesaggio tutelato e alla base della nostra, fra virgolette, adesso forse viene un po' abusato, ma della nostra italianità, e quindi perché non partire da questa filosofia? Ma guardi, questa è una grande delusione che il mondo agricolo sta vivendo nei confronti chiamiamola ancora, nuova Commissione d'Agricoltura e nuovo mandato di Ursula von der Leyen, perché al suo insediamento
ci è stato detto in maniera molto chiara che questo approccio sarebbe stato diverso, ovvero che si sarebbe superato l'approccio ideologico ambientalista che per tanti anni nella figura del proprio leader, il commissario Timmermans, ha connotato in maniera pesante la politica agricola, dove c'era un ambientalismo diciamo così ideologico, ma fortemente spinto in senso contrario alla produzione agricola. E questo doveva cambiare. In realtà ci stiamo ritrovando che negli atti concreti e quindi nella traduzione di questa nuova filosofia, come ci ha detto il commissario Hansen, improntato nuovamente al sostegno della produttività, al sostegno di un'agricoltura che deve produrre cibo per gli europei e non solo per gli europei, in quanto leader in termini qualitativi, soprattutto qualitativi, in alcuni casi anche quantitativi. Quindi si doveva aprire una fase radicalmente diversa. In realtà questo non si sta traducendo in degli atti concreti, ovvero in degli atti legislativi che veramente testimoniano questo. Quindi forse l'Unione Europea oggi si sta sottraendo a quella domanda che lei mi stava facendo, magari per cercare di barcamenarsi rispetto a un dualismo che un po' c'è ancora nella società, ma che va superato. Perché se l'agricoltura italiana, o vogliamo allargare i confini, anche quella europea, è quella più pulita al mondo, e ormai questo è certificato da N analisi, allora è inutile che continuiamo a chiedere agli italiani, agli agricoltori, di fare l'impossibile portandoli fuori dal mercato per poi, come sta facendo l'Unione Europea in questo momento, aprirsi alle importazioni, a sempre maggiori importazioni di chi queste regole non le rispetta. Noi stiamo inseguendo un ambientalismo che in realtà ottiene un effetto contrario, cioè stiamo favorendo chi non ha regole, non stiamo premiando chi ha regole, non stiamo consentendo a chi è diventato virtuoso di poter raccogliere i frutti di questa virtuosità, viceversa, li stiamo penalizzando per andare ad avvantaggiare dal punto di vista competitivo chi le regole non le ha. E quindi questo è un paradosso assoluto, secondo me, che l'Unione Europea sta mettendo in campo con le proposte che sta facendo in questi mesi, ed è il motivo della nostra arrabbiatura. Quindi ci aspettiamo comunque una serie di proteste a livello europeo. Ci sono già state in questi giorni. Il mondo dell'agricoltura, sia in Italia che a Bruxelles, si farà sentire. Sicuramente sì, anche se l'altro aspetto da sottolineare è che l'Unione Europea, o meglio la parte tecnocrate dell'Unione Europea, ovvero le commissioni, in questo momento stanno avendo un atteggiamento veramente molto molto rigido rispetto alle manifestazioni di ieri. È un po' assurdo, poi lascio la parola a Antonino e poi la salutiamo perché ne abbiamo già abusato del suo tempo, ma è un po' assurdo che il Parlamento europeo abbia così poco voce di capitolo e la Commissione, dove veramente regna la burocrazia e regnano più che i commissari, penso le strutture sotto i commissari, perché il commissario in sé comunque è insomma una figura politica che viene messa diciamo dallo Stato membro, da ogni Stato membro, e vabbè, e ci può stare, no? In quella... Però là sotto, diciamo, tutto quello che c'è sotto è lì da anni, da decenni, e continua a decidere. Fra parentesi, la cosa assurda, Presidente, è che quando le cose le fanno, diciamo, vengono troppo modificate dal Parlamento, che non ha mai la possibilità di proporre qualcosa e può solo modificare gli atti della Commissione, quando viene modificato troppo loro decidono anche di ritirarlo. Quindi è un meccanismo che prima o poi qualcuno dovrà riguardare, ci dovrà essere un fondamento di questo sistema europeo, perché mi sembra veramente assurdo questo strapotere della Commissione. Antonino? No, Presidente, io vorrei chiudere con questi 90 miliardi di euro in meno per l'agricoltura europea nel nuovo bilancio pluriennale, una contrazione di oltre il 20%. Mi pare che praticamente la strada delle vostre lotte, del vostro agire nel 2026 sia già tracciata. Soprattutto il governo che può fare in tutto questo? Beh, è chiaro che il governo ha in mano
una leva, perché sappiamo che poi è il Consiglio dei Ministri, anche in sede comunitaria, ieri si sono riuniti i capi di governo che hanno una voce importante in un quadro comunque che è come quello che prima veniva descritto, dove purtroppo la politica, in modo particolare il Parlamento europeo, in questo ordine costituzionale ha oggettivamente un potere troppo basso, è un potere decisionale veramente molto molto basso, soprattutto se pensiamo che questo è l'organo eletto dai cittadini europei, e quindi è veramente un paradosso che abbia di fatto un potere che potremmo definire adesso molto grossolanamente, ma è poco più che un parere consultivo, e quindi così non va bene. Poi ci sono anche tanti altri aspetti, adesso sarebbe lungo entrare nel merito, dell'ordine costituzionale europeo che probabilmente andrebbero modificati. Ci vorrebbe una bella riforma, però è chiaro che non la si fa dalla sera alla mattina. Ciò non toglie comunque che questa del taglio delle risorse al settore agricolo finalizzate in modo particolare al tema della difesa è qualcosa che è difficile da accettare. Io voglio sottolineare solo due cose che forse qualcuno si sta dimenticando. La battaglia che stanno facendo gli agricoltori non è una battaglia per gli agricoltori, è una battaglia innanzitutto di democrazia per le cose che ci stiamo dicendo, ma è una battaglia per tutti i cittadini europei, perché se i cittadini europei a gran voce chiedono di avere nel piatto meno chimica possibile, non voglio essere estremista verde, ma meno chimica possibile, e gli agricoltori europei da decenni si impegnano per questo, ora dire che possiamo tranquillamente importare dal Brasile, dall'Argentina, dal Cile, in nome del vogliamoci bene commercialmente, cioè non possiamo mettere insieme questi due concetti. Il cittadino europeo, al cittadino europeo va detto che cosa rischia, qual è l'altra faccia della medaglia rispetto ad avere dei buoni rapporti commerciali. Quindi non è una battaglia agricola, come diventa successivamente anche una battaglia per l'ambiente, perché l'abbandono dei terreni comporta, perché l'agricoltore evidentemente non riesce più a proseguire la propria attività in termini economicamente sostenibili, vuol dire abbandono del territorio, e quindi anche qui da un punto di vista ambientale, ripeto, il cittadino europeo ne viene direttamente o indirettamente coinvolto. Dopodiché ricordiamoci che oggi la proposta della von der Leyen non è solo di ridurre drasticamente le risorse per l'agricoltura, ma di portare il bilancio comunitario da 1,2 miliardi da 1.200 miliardi a 2.000 miliardi. E quindi evidentemente si sta chiedendo molto al cittadino europeo in termini di contribuzione all'Unione Europea, ma poi su questi aspetti si taglia in maniera drammatica. Quindi la battaglia è politica, non è una battaglia agricola. Assolutamente d'accordo con lei. Una volta ci facevano sempre studiare un termine che viene sempre meno usato, che era il settore primario perché è alla base di tutto, della nostra esistenza anche, diciamo, su questo pianeta. La nostra fonte alimentare dovrebbe essere forse uno dei settori, anzi sicuramente il settore presidiato da buona politica che ne porta avanti gli interessi. Detto questo, io la ringrazio, Presidente, abbiamo anche già troppo abusato del suo tempo. Grazie sempre per le sue preziose parole su Radio Libertà. Grazie Presidente. Auguri a tutti di buone feste. Tanti auguri anche a lei. Auguri. Grazie. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia. Allora, mi sembra che il Presidente Draghi sia stato come sempre molto chiaro e molto diretto. Diciamocelo chiaro, non fa politica, parla delle cose e le chiama col loro nome. Assolutamente sì, anche se poi vedo tanti anche esponenti politici italiani, anche in maniera abbastanza coraggiosa, poi dicono ma no, ma bisogna, ci sono le garanzie sul Mercosur, la Meloni dovrebbe firmarlo perché si garantisce, perché l'agricoltura è un settore già ultra sussidiato. Ragazzi, stiamo parlando della nostra fonte alimentare, che deve essere più salubre possibile, più sana possibile, e deve essere giustamente tutelata, perché mattina un'importazione può essere sospesa. Quando noi produciamo nel nostro paese, garantiamo la sussistenza alimentare e soprattutto un settore economico che cuba miliardi di euro, anche compresa la trasformazione, tutti gli annessi che il nostro agroalimentare produce. Allora, annessi e connessi.
Quindi di cosa parliamo? Una volta, come dicevo nell'intervista, si chiamava primario, perché è un settore diverso, è sussidiato a delle agevolazioni perché proprio si tratta di far parentesi, è un settore che produce da zero. Io faccio economia spicciola, caro Antonino, non si compra una cosa, sì, vabbè, ci sono tutti, è un settore che investe, reinveste, nei macchinari, però si produce dal niente. Nella pesca, ad esempio, un'attività di prelievo, si va in mare, si produce, si crea una filiera, è il punto iniziale di una filiera. Esatto. Non si rivende un prodotto. È come andare un po' in miniera, no? Cioè fai crescere qualcosa che poi diventa un valore aggiunto e nella sua catena, nella sua rete poi diventa di produzione, diventa un valore aggiunto che aumenta. Quindi produciamo ricchezza. Allora, di cosa? E fra parentesi, come dicevo prima, dipende anche da tutto questo la nostra sicurezza alimentare del nostro paese. Abbiamo visto cosa ha voluto, io lo dico sempre, guardate le prime fasi di questa guerra, purtroppo russa-ucraina, che abbiamo avuto il panico perché non avevamo più e non c'era il grano, allora non si possono avere di questi momenti, non può essere ricattabile. Non può essere ricattabile soprattutto sugli alimenti, figurati, siamo ricattabili già sul gas, sulla produzione di energia, vogliamo essere anche ricattabili su queste cose? Già lo siamo parzialmente. Invece l'Europa, un'Europa forte dovrebbe avere, a parte una politica energetica europea fatta bene, ma dovrebbe avere soprattutto una politica alimentare, dove abbiamo la possibilità naturalmente di avere grandi spazi, ad esempio, dove ci sono le produzioni di grano, dovrebbe esserci anche una strategia complessiva. Io mi sentirei europeo in questo, guarda, forse qualche nostro radioascoltatore storge il naso, però se tutti facessimo bene il nostro mestiere a livello europeo, in certe zone della nostra Europa si può coltivare alcune cose, noi in Italia naturalmente abbiamo un terreno magico da un punto di vista con delle eccellenze fantastiche, ma avresti un paese che comunque sia potrebbe giustamente avere e guardarsi anche un mercato interno che produce e lavora molto bene e che garantisce agli europei comunque dei prodotti di qualità e con standard qualitativi elevatissimi. Invece dobbiamo sempre basarci e mettere l'agricoltura, la svendiamo sull'altare di altre produzioni, sull'altare di altri interessi. L'abbiamo fatto molte volte per l'automotive, adesso l'automotive forse è passato un po' di moda perché siamo riusciti anche a destrutturare, a deindustrializzare quello, quindi. Sono le 18, però è suonata la campanella, la famosa campanella, e quindi vi lasciamo liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti. Noi ci sentiamo alle 18:10 e parleremo di una cosa, quindi passiamo dall'agricoltura al mare e parleremo di pesca, delle ultime novità, perché nel piatto anche a Natale ci mettiamo il pesce, quindi dovete sapere le ultime novità anche per gli acquisti del pescato. Ciao e a dopo! A tra poco.